Buongiorno, siamo in collegamento con il dottor Umberto Fasol, preside delle scuole Zimate, per parlare di scuola e didattica a distanza. Buongiorno intanto, dottor Fasol. Buongiorno Valentina Ceriani. Allora, la Regione Veneto ha indetto la didattica a distanza al 100% fino al 31 gennaio per gli istituti scolastici superiori. Quali sono, a suo avviso, i vantaggi e gli svantaggi di questa modalità? Beh, allora intanto dobbiamo dire che il governatore Zaia ha preso questa decisione dopo che durante le vacanze di Natale avevamo predisposto un piano insieme al prefetto di Verona, al provveditore, al responsabile dell'azienda trasporti, per fare in modo che gli studenti ritornassero al 50%, così come era previsto dal DPCM. Quindi è stata veramente una doccia fredda, perché le novità ormai dal 4 marzo dell'anno scorso ci arrivano sempre di domenica sera oppure dopo i giorni festivi, insomma. Ecco. Comunque devo dire che sicuramente dobbiamo ringraziare i nostri ingegneri che hanno consentito di avere nelle nostre case, nelle nostre aule, questa tecnologia per cui il contatto si può mantenere. Fosse accaduta questa pandemia anche solo 10 anni fa, saremmo stati muti per 8 mesi, insomma. Ecco. Quindi grazie alle tecnologie che consentono la didattica a distanza. Il limite, come dice la parola, si tratta di didattica, non di scuola, perché la scuola è un incrocio di sguardi, è un insieme di relazioni anche fisiche, sensoriali, a 360 gradi, ed è attraverso queste relazioni che si instaura il rapporto educativo, ed è attraverso queste relazioni in presenza che il ragazzo cresce veramente. Con il computer possiamo fare didattica, sì, e a volte anche in maniera più efficace che non in presenza, perché lo schermo costringe lo studente a rimanere inquadrato sempre con il suo professore e in teoria a non avere distrazioni. Il limite principale comunque della didattica a distanza, oltre alla mancanza di relazioni vitali che sono necessari come il sole per una piantina per crescere, il limite principale è dato dalla difficoltà ad avere verifiche soprattutto scritte, anche orali, ma soprattutto scritte, autentiche. Basti pensare al tema di italiano, alla versione di latino o di greco, agli esercizi di matematica e di fisica. Ecco, facendoli a distanza, insomma, non sono più compiti in classe, ecco, sono compiti fatti a casa con tante possibilità di aggirare la telecamera dell'insegnante e arrivare, insomma, ad avere informazioni o sulla chat di classe o con WhatsApp o con qualche suggeritore o con qualche foglietto, ecco. Direi questo. Certo. Nel vostro istituto sono presenti anche la scuola primaria e secondaria di primo grado. Quali misure avete adottato per garantire la sicurezza lì? Allora, ancora quest'estate abbiamo cominciato con quel caldo torrido che c'era e con tutta l'incertezza sul futuro, anzi sperando poi che tutto si diluisse, come invece poi non è accaduto. Abbiamo misurato le aule con l'aiuto dell'architetto e abbiamo misurato i banchi, quindi per la primaria non abbiamo avuto problemi di distanziamento, abbiamo distanziato tutti i banchi in modo che da testa a testa ci fosse
1,5 metri, anche se la normativa prevedeva 1 metro. E poi 2 metri di distanza tra la cattedra e la prima fila di banchi. Igienizzante per le mani all'ingresso dell'aula, un segnabanco per terra in modo che il banco non venga spostato, aerazione continua con le finestre a Vasistas. In settembre-ottobre si è potuto fare, adesso si fa il ricambio d'aria ogni cambio dell'ora oppure a ricreazione. Ecco. E poi tutti gli studenti e tutti gli insegnanti hanno la mascherina, possibilmente FP2, per tutta la durata delle lezioni. Ecco. In palestra manteniamo una distanza di 2 metri da bambino a bambino, e allora possono anche togliere la mascherina. Prego. Certo. Tra poco scadrà il termine ultimo per l'iscrizione a scuola. Avete notato una differenza nel numero di iscritti e in generale quali sono le prospettive per l'anno prossimo? Molto bene. Allora, le iscrizioni si fanno sul sito online del Ministero tra il 4 gennaio e il 28 gennaio. Però ormai è una tradizione consolidata che le iscrizioni nelle scuole paritarie, come la nostra, avvengano tra ottobre e Natale, e avvengono non online, ma a seguito di incontri che abbiamo tenuto sia su piattaforma che a piccoli gruppi in presenza. Per cui noi arriviamo tranquillamente a Natale, che abbiamo già concluso le iscrizioni alle classi prime del prossimo settembre, sia per la primaria che per la secondaria di primo grado, che per i licei, con qualche ritocco, qualche arrotondamento che arriva in gennaio o febbraio. Ecco. Qual è la situazione per il prossimo anno? Con mio grande stupore abbiamo visto che le iscrizioni al liceo non hanno avuto flessione, anzi, forse qualche unità in più. Alla scuola media abbiamo mantenuto il nostro standard. Nella primaria, ecco, qualche lentezza nel riempire la seconda sezione, perché questo è un anno in cui prevediamo 2 sezioni. Così, sentendo un po' in giro il tam tam dei genitori, che è la voce più sincera, abbiamo saputo che tanti genitori hanno preferito magari qualche sacrificio, perché la crisi economica c'è, si sente, però hanno preferito qualche sacrificio appunto per garantire ai propri figli una scuola paritaria che, a quanto si dice, garantisce meglio di alcune scuole statali la didattica a distanza, e l'organizzazione, un po' la gestione dei tempi e degli spazi durante questa pandemia sembra che sia stata meglio garantita dalle scuole paritarie, questo almeno in termini generali. Molto bene, io la ringrazio per le sue risposte e speriamo che la situazione si risolva al più presto. Assolutamente, abbiamo pregato tutti intensamente questo Natale, anche per i governatori, per quelli che sono chiamati a prendere le decisioni più importanti. Speriamo veramente che la scuola non venga lasciata, dovrebbe essere l'ultima a chiudere la scuola. Ecco. Certo. Grazie mille. La ringrazio, buon lavoro. Grazie.